Nel 2010 fa parte del cast di Squadra Antimafia Palermo Oggi, al cinema ha recitato nel film Malena e Baharia, entrambi diretti da Giuseppe Tornatore. Nel 2020 è protagonista nella serie tedesca di grande successo Netflix Barbari, è presidente del Teatro Pirandello di Agrigento, un'estate di grandi successi, in particolare con la produzione dei Sette Vizi Capitali, che ha rappresentato in tutto il nostro territorio. Giorno 29 concluderà le albe alla Valle dei Templi con Non temere il domani, tanti programmi in cantiere per il bravo attore agrigentino Gaetano Aronica. Futuro della tua carriera, riprendi Barbarian, ecco, raccontaci brevemente cosa ci aspetta nella nuova stagione dopo il Covid. Mi viene da ridere perché Barbarian si finisce con la testa mozza di Gaetano Aronica. Io so che ho tanti amici in questa terra, ma ho anche tanti avversari, per cui vi prego di essere soddisfatti di questa testa e di non volere di più da me. Grazie. Io posso dare Barbarian, cosa c'è nell'album del tuo lavoro? Beh, usciranno tanti film, ho partecipato a numerosi film, Lupo Bianco che va a Venezia, L'Abbraccio sta andando fortissimo in tutti i festival, Diva con la regia di Costanza Quadriglio, non me li ricordo più, Destini in Fiamme per Canale 5, insomma tanti, ma la cosa che mi interessa di più è sempre la creazione e la continuazione del progetto Teatro Pirandello e darò tutto su questo progetto, non mi fermerò di fronte a niente e quando importanti realtà, ripeto, come il parco, come Coop Culture si interessano a questa nostra avventura umana e artistica, per me significa più di tanti barbari. Quindi possiamo dire che il Teatro Pirandello l'attività riprenderà quanto prima? Al Teatro Pirandello l'attività non si è mai fermata, basta vedere in che condizioni sono ridotto io, caro Arturo, non si mangia più, si lavora giorno e notte per la prossima stagione che è già pronta ma che non posso ancora anticipare. Aspettiamo che finisca l'estate, aspettiamo che io vada a Cracovia a farmi tagliare di nuovo la testa e dopo partiamo. Vi posso soltanto dire che abbiamo dei nomi importantissimi, qualcuno è già venuto qui, si parla di Michele Placido, di Alessandro Haber, di altre, insomma abbiamo una stagione meravigliosa, abbiamo anche il teatro sperimentale di Franco Scaldati, grande mostro del teatro isolano e direi nazionale degli ultimi tempi con la sua ricerca linguistica. Finalmente riusciamo al Teatro Pirandello a realizzare il mio sogno, non soltanto spettacoli gastronomici, digeribili, rassicuranti, patinati, cartolineschi, ma spettacoli che abbiano un contenuto, spettacoli che osino sfidare lo spettatore e Non temere il domani lo è, perché come dice una delle streghe vi troverete di fronte a uno specchio d'acqua e Non temere il domani è una favola che parla di oggi senza parlarne. Chiunque è chiamato in causa, chiunque secondo me dovrebbe venire a vedere cosa succede all'umanità quando si perde dentro il mondo dei veleni, spesso veleni che avvelenano tutto il mondo, che avvelenano i propri simili, spesso veleni che abbiamo dentro e che si trasformano in armi micidiali.